Siamo riusciti a organizzare questo evento in occasione della Notte Blu. Abbiamo creato questa festa, la sfilata aranciονera, con questa camminata che partirà da qui fino ad arrivare al municipio, al comune di Scorzè. Tra l'altro siamo anche stati messi nel pieghevole della festa con la Confcommercio. Abbiamo organizzato un buffet, siamo riusciti a farlo grazie ai commercianti, ai ristoratori di Scorzè. I Savi ci hanno dato una mano, il Borgo, il Fes Caffè, altri come San Ferdinando, il Midos, tutti i ristoratori, i commercianti che hanno cercato di darci una mano per fare questa festa. E prima di tutto un applauso a loro. Ad oggi, a termine di quest'anno, siamo arrivati a 335 tesserati, giocatori. Tesserati, quindi conglobando anche dirigenti, arriviamo ai 400, cifre importanti. Siamo partiti nel 2012 con 80 giocatori, oggi 335. Sono passati 7 anni. Lascerei subito la parola al neosindaco, Nais Marcon. Grazie, io sono venuta volentieri da sindaco, ma sono un abitué di questo stadio, di questi bambini, di queste manifestazioni. Vi ringrazio perché mi avete invitato sempre prima e spero di poter venire ancora adesso, anche se c'è un valido assessore allo sport che è qui vicino a me, l'ingegner William Ceccato, che sarà presente, spero, anche al posto mio quando io non potrò. Eccolo qua, questo è l'assessore allo sport, lo vedete bene, e poi gli diamo anche la parola. Io volevo soltanto ribadire quello che avrò detto 1000 volte qui dentro. Ho sempre detto che i genitori che trovano un modo ai loro figli di fare sport sono genitori che tengono i loro figli, perché è facile dire io non ho tempo, io non ho da lavorare, io non ho voglia. I ragazzini seguiti, portati a fare sport, sono ragazzini custoditi. Oggi la vita offre tante opportunità ma anche tanti pericoli. Un bambino che sta tante ore allo stadio, che si allena, che sta con gli adulti, con degli allenatori che sono persone serie, che sanno come prenderli, come trattarli, e sta insieme agli altri a fare squadra, a giocare con gli altri, a fare in modo che il punto lo faccia la squadra e quindi anche l'egocentrismo va a sparire. Io credo che abbia veramente opportunità in più rispetto a quelli che non lo fanno, rispetto agli altri che pensano di vivere bene anche davanti al computer. Lo sport è salute, lo sport è vita, e voi genitori che portate agli allenamenti, li riportate a casa, alle gare, siete bravi genitori perché vi dedicate ai vostri figli. Io credo che i risultati li vedrete in futuro di questo. Grazie per questa società che assieme alla squadra di calcio state tirando su, perché la squadra è importantissima. Questi ragazzi 7 anni fa hanno preso in mano un'impresa veramente difficile, un'impresa disperata. A quel tempo non si sapeva come sarebbe andata a finire, e invece loro con buona volontà, con pazienza, un po' alla volta sono arrivati a questi numeri che vi ho detto prima. Facciamogli un applauso perché se lo meritano. Anche loro dedicano tempo, tolgono tempo alle loro famiglie e stanno qui a impegnarsi, a lavorare, a progettare per i vostri figli. Grazie alla società di calcio, veramente grazie. Io darei anche la parola al assessore allo sport perché anche lui si faccia conoscere. Grazie a tutti. Grazie Nais, io vi saluto veramente con gioia, vedo che siete veramente tanti. Credo che condividere quello che ha detto il sindaco sia da parte di tutti abbastanza, insomma, da condividere, perché in effetti lo sport è fondamentale. Fin da quando i bambini sono piccoli devono abituarsi a stare insieme, a gestire le dinamiche di gruppo. Questo inizia fin dalla scuola, ma poi bisogna che ci siano dei gruppi anche a livello locale dei paesi
che devono comunque iniziare e portare avanti questi progetti. Quindi da parte mia ci sarà totale disponibilità e ovviamente insieme con il sindaco e tutta la giunta e tutto il consiglio, quando avrete sicuramente dei problemi da affrontare, da risolvere, noi ci saremo. Quindi avanti sempre secondo il detto mens sana in corpore sano. Mi raccomando, dateci dentro. Grazie e arrivederci. Sì, prima di ritornare la parola volevo anche presentare le persone che sono con me, che magari sono nuove per alcuni, altri li conoscete già. Allora, accanto a William c'è l'assessore al commercio, alla viabilità e a tante altre cose, che si chiama Angelo Michelani. Era già un assessore della giunta passata, si occupava di lavori pubblici. Accanto a lui ancora l'assessore Aldo Luise, che invece continua ad occuparsi del verde pubblico e di tutti i connessi. Accanto a lui della polizia locale e di altro ancora. Accanto a lui ancora l'assessore ai lavori pubblici, una new entry, Marco Pesce, e vicino ancora c'è Francesco Micheletto, che invece non è in giunta ma è il presidente del consiglio comunale. Manca l'assessore Scantamburro perché aveva altri impegni, comunque è l'ultima figura che completa la giunta. Allora, bisogna anche dire una cosa, sono stati fatti negli anni lavori sulle strutture e questo è perché c'è una continua collaborazione tra società e comune, che sono fatte di persone, capiscono i problemi e passo dopo passo siamo arrivati a fare un campo nuovo, luci nuove a Peseggia, tutte realtà che servono non a noi ma ai bimbi e ai ragazzi che in un futuro continueranno a fare calcio, chi arriverà al nuovo presidente dovrà continuare a fare il meglio, tutto per loro. Questo un applauso va all'amministrazione comunale, quella di prima e a quella futura che sicuramente sarà sempre vicina allo sport. Introduco l'organigramma nostro della società, poi comincerò con la presentazione. Innanzitutto vado a presentare il nuovo vicepresidente Chiaranda Vania, è entrato da quest'anno con questa nuova figura. Ci mancava una persona da Peseggia. Noi volevamo una persona da Peseggia, di spessore, di peso, ed è arrivato lui. Ci voleva. Abbiamo un'altra persona, il direttore sportivo Gilberto Pozzobon, che adesso è lì con le squadre. Dopodiché vado a presentare il nostro Luciano Ervaz, è responsabile del settore agonistico giovanile. Poi c'è Francesco Fabris, responsabile del settore giovanile non agonistico. Va un applauso anche a Riccardo Biancato, il nostro segretario. Prima di cominciare con le squadre vorrei un grossissimo, grandissimo applauso al nostro vero motore della nostra società. Questi sono gli stagisti della nostra società: Patrizia, Graziano, Maurizia, Lucia, Luigi, Stefano, Adriana, Giampaolo, Silverio, Emanuela, Ugo, Giancarlo, Lucia, Roberta, Salvatore, Claudio, Adriano, Michela, Luigino, Luigina, Lino, Chetti, Loredana e Angelo. Un applauso, un vero applauso. Scusatemi, ma anch'io voglio ringraziare queste persone, perché so che da 7 anni almeno sono a fianco dei ragazzi e so quanto lavorano per la squadra. Se non ci fossero loro, tante difficoltà non sarebbero appianate. Grazie di cuore. C'è anche il piccolo Alessandro. Abbiamo 3 premi per 3 ragazzi che abbiamo pensato di premiare come esempio. Innanzitutto c'è Francesco Barresi, è un 2003, abbiamo pensato di dare un premio a questo ragazzo perché ha dato disponibilità con allievi 2003, allievi 2002 e con juniores, sempre disponibile, non ha detto mai di no, è sempre andato a giocare, si è mangiato sabati, domeniche, quindi è stato veramente bravo. Amorosa, ciao, quindi niente da dire, un ragazzo d'oro ed era giusto premiarlo. Dopodiché vorrei premiare Turco Samuele, è un 2006, lui ha avuto un problemino fisico importante e nonostante tutto lui è sempre stato presente, massima presenza degli allenamenti e ha dato anche disponibilità con i giovanissimi di andare a giocare, quindi bravo, complimenti.
e sei un esempio per tutti. Ultimo premio va a Giosuè Tosatto, è un 2008, abbiamo fatto tanti tornei quest'anno, campionato eccetera, ma nessuno ha la grinta di questo bimbo. Volevo anche ringraziare due che ci lasceranno, che andranno ad abitare a Londra, ci lasceranno par brutto, vanno ad abitare a Londra, Jeffrey e Tata Gerard. Sono due ragazzi, uno del 2008 e uno del 2011. Jeffrey è con noi da 6 anni, quindi praticamente da quando siamo nati come società. Gerard da 3 anni. Bravi, bravi, bravi. E in bocca al lupo. Adesso qui vorrei 4 giocatori della prima squadra: Amedeo Calzavara, Favaro Matteo, Matteo Favaretto e Doro Riccardo. Loro hanno dato disponibilità nel corso dell'anno di fare delle giornate con i bambini dell'asilo della scuola Rodari. Hanno dato la loro disponibilità, è giusto anche rendere merito a questi ragazzi. Complimenti, perché comunque hanno portato via del loro tempo di lavoro, tempo libero, di studio, per venire qui allo stadio e alla scuola d'asilo, scuola materna, per fare degli incontri con i piccoli di 3, 4, 5 e 5 anni. Partiamo con l'annata dei piccoli amici 2012-2013, Peseggia e Scorzè, i nostri futuri atleti. Un ringraziamento va ai nostri mister e dirigenti accompagnatori, Patron Claudio, Paludetto Roberto, Busatto Davide e Marcel Chiu, che oggi non è presente. A ruota stanno arrivando anche i 2011 con tutti i nostri dirigenti e mister: Vanin Mauro, Danesin Samuele, Piscopo Simone, Marini Giuseppe, che è anche nell'altro gruppo, Toffolutti Cristian e Tranossi Francesco. Ci sono anche i 2011 di Peseggia: Manente Andrea, Pesce Luca, Alberti Daniele e Maso Federico. I 2010 di Scorzè e di Peseggia, che vengono avanti con la loro coppa. Ciao giovanotti, ciao 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 ciao. Eccoli qua. Con la loro coppa, perché hanno vinto il trofeo, il torneo. Fermatevi pure qui davanti. Ciao giovanotti, ciao 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 ciao. Hanno vinto il torneo da poco Salzano Rovegano. Un applauso anche a Bernardo, Diego e Alberto Longo, i due mister che hanno seguito l'annata 2010 per tutta la stagione. Bravi ragazzi. Voglio anche nominare i mister dei 2010 che nel frattempo sono già passati. Patron Claudio, Bortoli Fabio, Paludetto Roberto. Sono persone che oltre a fare il 2010 alcuni hanno dato una mano anche nella gestione per le categorie. Dopodiché arrivano i 2009. Siamo arrivati ad avere 21 giocatori di Peseggia e 20 giocatori di Scorzè. 41 atleti. Un applauso ai nostri mister: Bortolini Davide, Rumor Marco, Scatolin Daniel, Busato Andrea e Marini Giuseppe. Anche loro hanno vinto il torneo Salzano Rubegano. Ciao 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 ragazzi, ciao ciao ciao. Ok, adesso è il turno dei 2008 Scorzè e 2008 Peseggia. Hanno ben figurato al torneo Venezia Cup, non è cosa da poco. Allora manca Isicato Andrea, l'allenatore, però accompagna Guido Dorigo, grazie mille. C'è Paolo Gaetani, Iniero Michele, il mister in seconda, che ha dato una mano a mister Gaetani per tutto l'anno, tutta la stagione. Adesso facciamo tutta la categoria esordienti insieme, 2007 e 2006. Un applauso a questi ragazzi che intanto il 2007 va ricordato che sono arrivati secondi al torneo Valpolicella. Complimenti, bravissimi, un torneo difficile e un grandissimo risultato. I mister che seguono gli esordienti 2006 e 2007, Biancato Riccardo, che è anche il nostro segretario, e Favaro Matteo per quanto riguarda i 2006. Ricordiamo che ne abbiamo ben 23, oggi sono abbastanza risicati
come sapete, tra impegni vari e quant'altro, importante che ci siano. Il mister Tonello, vorrei ricordare anche i due dirigenti accompagnatori, vuol dire sono importantissimi, Ferrara Luigi e Sabadì Guerrino. Ora passerei con la categoria giovanissimi 2004 e 2005. Intanto grazie perché loro sono presenti e vanno a rappresentare tutto il gruppo, che sono ben 24. Un ringraziamento ad Enrico Bertolini e a Matteo Roverato, e poi a seguire tutti i dirigenti: Giorgio Stefano, Lungo Manuel, Marcellan Francesco e Notariello Francesco. Grazie. E adesso è il momento degli allievi 2003 e allievi 2002, ci sono i nostri rappresentanti, stiamo parlando di 19 2003, e oggi sono meno, e 22 2002. I mister che hanno rappresentato i 2003 e gestito le squadre: Paolo Bellin e Massimiliano Cinquegrani. A seguire tutti quanti i nostri dirigenti: Bolga Emanuele, Burpello Federico, Canina Almerino, Marinato Antonio e Marinato Roberto, Moniato Loris, Micheletto Maurizio e Matteo Centenaro, che hanno sempre seguito tutta la stagione la squadra. Vorrei ricordare inoltre che Diana, con la categoria 2002, ha vinto capocannoniere della stagione e anche del torneo Rustega. Vorrei anche ricordare che abbiamo vinto il campionato provinciale e abbiamo accesso al campionato regionale con gli allievi, quindi abbiamo gli allievi regionali. Per quanto riguarda juniores, il mister Cinquegrani Cristian, e poi i dirigenti da Pagani Michele, Bellato Mauro, Gatto Stefano e Nardin Giancarlo. Per quanto riguarda la prima squadra, il mister Garbin Stefano, Caragnato Marco, Cavallini Nicolò, Marzano Davide e Muffato Pietro. Questi sono i dirigenti e preparatori portieri. Vogliamo ricordare la nostra juniores è arrivata seconda al campionato regionale, secondi fino all'ultima partita del campionato se la sono giocata. Abbiamo rischiato di vincere il campionato. And the stars and the void never cease to astound me.